No, ci colleghiamo, ecco lì sì, bravo. Moreno Teso, consigliere regionale di Alleanza Nazionale, ed è in diretta audio e video con noi dalla redazione del Veneto. Prego Rosario. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato il consigliere regionale Moreno Teso per parlare di questa lettera di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa, la lettera a Babbo Natale del Comitato per la terza corsia, per le opere di mitigazione della terza corsia. Per fine anno Babbo Natale ci porterà il progetto definitivo della terza corsia senza aver mai visto il progetto e senza le opere di mitigazione e compensazione. Moreno Teso, lei cosa pensa di questo argomento? Immagino che non sia lei Babbo Natale. Buonasera, no. Io non sono sicuramente Babbo Natale, però un contributo posso anche portarlo. Immagino. Visto che il progetto della terza corsia interessa sia la Regione Veneto sia la Regione Friuli, anche se il commissario straordinario è tondo, è opportuno che la gente e i comuni dove sarà realizzata questa importantissima opera, che comunque sia ben chiaro va realizzata, ma quantomeno siano messi al corrente degli interventi e delle opere di mitigazione che ci devono essere in queste aree. È altrettanto importante che i sindaci facciano i sindaci, perché non è sicuramente pensabile che un sindaco non informi la propria popolazione, o meglio, che un sindaco, solo perché incontra un assessore importante della Regione Veneto, pensi di aver completato la sua opera di sindaco. Il sindaco deve prendersi in mano con responsabilità la documentazione, il progetto, e coi cittadini trovare le soluzioni migliori. Lei si riferisce a quale sindaco? Quello di San Michele, di Fossalta, di Portogruaro, quale? Io mi riferisco a tutti i sindaci del territorio. È necessario fare squadra. Quando si hanno queste importanti opere, un'altra importantissima opera sarà l'alta velocità, che ci verrà calata in testa, perché ormai da giorni si sta parlando che l'alta velocità non sarà parallela alla terza corsia. Beh, sì, parallela alle spiagge. Anche in Friuli è stato lanciato questo allarme. Cioè è chiaro che i territori saranno investiti da queste opere, e queste opere, siccome servono comunque alla nostra nazione, è altrettanto importante che le popolazioni li possano accettare con serenità d'animo. Cosa significa? I sindaci e la conferenza dei sindaci, la quale brilla solo e esclusivamente per le sparate del suo presidente, no? Ogni tanto sulla convocazione degli atti eccetera, è completamente assente, perché l'unico interlocutore che loro hanno è il potente assessore ai trasporti della Regione Veneto e non i loro cittadini. Si sta riferendo adesso a Visentini e a Chisso? Io mi sto riferendo a chi non fa il proprio dovere. Benissimo, ringraziamo dunque Moreno Teso per questo intervento. Il tempo è scaduto, noi chiederemo naturalmente anche le repliche ai diretti interessati, consigliere. Ok? Va bene, ringraziamo dunque Moreno Teso. I diretti interessati, scusami Padovano, i diretti interessati dovrebbero chiamare la loro gente e spiegare alla loro gente cosa si sta facendo. Purtroppo il tempo è scaduto, Teso. Torneremo a parlare di questo argomento lì nello studio.